Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 20 settembre. Sono le 7:30 precise, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Subito l'agenzia ANSA in apertura, seconda notte di alluvioni, ancora allerta rossa in Romagna. La pioggia continuava a cadere senza fermarsi, l'allerta si è alzata di ora in ora, così come l'acqua dei fiumi, scrive l'agenzia ANSA. Secondo titolo, da Rotterdam in Olanda, attacco con coltello, ha urlato Allah Akbar, Allah è grande, un morto, un ferito. Intanto il caso San Giuliano Boccia, l'ex ministro denuncia la dottoressa Boccia, indagano i pubblici ministeri di Roma, Champions League, Atalanta-Arsenal 0-0 e naturalmente va in secondissimo piano l'ok del Parlamento europeo all'uso di armi europee in Russia. Mosca replica, si rischia la guerra nucleare, però questa è una notizia di secondo piano, di secondissimo piano, cosa volete che importi la guerra mondiale? Respinta la nuova istanza, resta in carcere a Crotone un'attivista curda, accusata di essere una scaffista ma accusata solo da 2 migranti su 77. Aumentano i casi di bronchiolite, il farmaco sarà gratis, lo scrive il Ministero ai presidenti di regione. E ancora dall'home page dell'ANSA di stamani, per la pagina dedicata agli Stati Uniti, testa a testa Harris-Trump, Kamala Harris gioca la carta di Oprah Winfrey. I due candidati incontreranno Zelensky, che il 26 vedrà anche Joe Biden. Sempre dall'home page dell'ANSA, cronaca, trovato l'aereo disperso in Appennino, morti i 3 a bordo, è stato ritrovato da una squadra del soccorso alpino, un aereo da turismo disperso dall'altro ieri mattina, era partito da Pavullo in quel di Modena. Per quel che concerne la pagina di politica, ancora i 5 Stelle, Conte che non risponderà più a Grillo perché le PEC sono per gli avvocati. Lui è il papà del movimento, come ha detto lo stesso Grillo, ma non ha il parental control, dice l'avvocato del popolo Giuseppe Conte. Parla il ministro Giorgetti, l'autonomia è efficienza e risparmio di spesa. E vediamo la notiziola, così a passare, chi se ne fotte della guerra mondiale, del Parlamento europeo e della Russia. Il Parlamento europeo ha approvato l'uso di armi europee in territorio russo. L'uso delle armi inviate all'Ucraina in territorio russo allontana l'Italia dalla maggioranza all'Eurocamera. Questo è il succo della notizia secondo l'ANSA, non il rischio della guerra mondiale, ma il fatto che l'Italia si allontana dalla maggioranza al Parlamento europeo. Queste sono le cose che contano. A Strasburgo la plenaria ha infatti dato via libera a un passaggio cruciale, divisivo in Occidente, del supporto all'Ucraina. La delegazione italiana, le delegazioni italiane in larga parte sono state contrarie. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, pur con numerosi distinguo, hanno votato contro il paragrafo 8 della risoluzione relativo all'uso delle armi contro obiettivi in Russia. Un voto, quello degli europarlamentari, in linea con la posizione del governo. È stato il ministro degli esteri Tajani ad anticiparlo in mattinata. Sul testo finale di sostegno più generale all'Ucraina, le delegazioni italiane si sono spaccate. I democratici, Forza Italia, i meloniani si sono espressi a favore. Lega, 5 Stelle e Verdi hanno nuovamente votato contro. In attesa dei sì dei singoli paesi, il Parlamento europeo ha fatto da avanguardia. Il paragrafo 8 della risoluzione invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni sull'uso delle armi occidentali consegnate all'Ucraina contro obiettivi militari legittimi su territorio russo. È su questo paragrafo che gli eurodeputati italiani hanno votato in dissenso dalla maggioranza del Parlamento europeo e anche dai loro gruppi di appartenenza, ma neanche al loro interno le delegazioni sono state compatte. Nel PD sono emerse 3 correnti. Elisabetta Gualmini, Pina Picerno hanno votato a favore, cioè per l'estensione dell'uso delle armi occidentali all'Ucraina anche in territorio russo. 10 eurodeputati, incluso il capo delegazione Zingaretti, hanno votato contro, in linea con l'indicazione di Elly Schlein. In 6 non hanno votato affatto, incluso Stefano Bonaccini. Giorgio Gori, assente, aveva fatto sapere che avrebbe votato sì. Anche in Forza Italia dissenso.
Giusy Princi, Massimiliano Salini si sono espressi a favore dell'uso delle armi in territorio russo. Sia PD sia Forza Italia hanno votato in dissenso dai loro gruppi di appartenenza, Partito Popolare Europeo e Socialisti. Alla fine il paragrafo 8 è passato con 377 voti a favore, 191 contrari, 51 astenuti. Ed è stato votato perfino da una truppa di The Left, inclusa Carola Rackete, la capitana che portava i migranti in Italia. Contrari i patrioti, mentre il gruppo dei conservatori di Giorgia Meloni si è spaccato. I meloniani contrari, i polacchi del PiS a favore. Sul testo finale della risoluzione gli italiani sono tornati nei ranghi della maggioranza. Il PD, con l'eccezione degli astenuti Cecilia Strada e Marco Tarquinio, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato a favore, Lega, 5 Stelle e Verdi hanno mantenuto una posizione anti-atlantista votando contro. La risoluzione ha incassato 425 voti a favore contro 131 contrari, 63 astensioni. Il presidente della Duma, il Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, ha commentato: ciò che chiede il Parlamento europeo conduce verso una guerra mondiale con armi nucleari. Una simpatica cosa, già la guerra mondiale. Con armi nucleari è ancora più simpatica. Il sì alla nuova risoluzione sull'Ucraina era particolarmente atteso a Strasburgo, racconta l'agenzia ANSA. E adesso andiamo velocemente a segnalare i 3 articoli di giornata che poi troverete più o meno rispecchiati sul sito di Radio Libertà. Il primo, con Ruben Razzante, ci porta sulla questione degli spioni, degli spionaggi vari. Il governo può lacerarsi di fronte alla questione dei dossieraggi. Nonostante l'apparente stabilità del governo Meloni, si inaspriscono le tensioni interne a causa di questi spionaggi, dossieraggi, servizi segreti, ministri come Crosetto, vittime. Il fatto che, scrive Razzante, Meloni l'abbia spuntata su Fitto come vicepresidente della Commissione europea, il pezzo di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it. Meloni l'ha spuntata su Fitto, vicepresidente commissione von der Leyen. 2 giorni fa ha fatto la sua bella figura all'assemblea di Confindustria. Giorgia Meloni, piena fiducia degli industriali. Tutto ciò non deve trarre in inganno. Neanche le divisioni nel campo della sinistra devono indurre i governanti a cullarsi sugli allori con la certezza di restare al timone per altri 3 anni, qualunque cosa facessero. La storia politica degli ultimi decenni insegna che gli equilibri che appaiono stabili non lo sono, perché le situazioni di quiete spesso preludono a tempeste ingestibili. Una delle mine vaganti sulla strada del governo di centrodestra, lo scandalo spionaggio, una vera e propria bomba a orologeria, pronta a esplodere e a produrre effetti non preventivabili. Le premesse ci sono, le parole per esempio pronunciate dal ministro Crosetto, un segnale d'allarme per il governo, dimostrano il nervosismo che serpeggia nei palazzi del potere e rischia di turbare il lavoro del governo, chiamato alla prossima finanziaria, tra le altre cose. Crosetto si è detto pronto a lasciare l'incarico di ministro se la fiducia di Meloni venisse meno, anche perché ritiene che ci sia una saldatura tra certi organi di stampa e i nemici del governo e si è dichiarato schifato da un certo modo di fare informazione. Mentre, ha detto Crosetto, alcuni centri di informazione e commentatori, magari legati a interessi e poteri specifici, vogliono mettere in ridicolo il governo. A rendere più nebulosa la situazione, commenta Ruben Razzante, ad alimentare i sospetti sulle divisioni dentro il governo, una nota del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Mantovano, che ai più non è sembrata un'esternazione pro Crosetto. Peraltro quest'ultimo ha parlato di mele marce in un raccolto sano, riferendosi ai servizi segreti, in particolare all'AISE. Da settimane si rincorrono voci su tensioni tra componenti del governo legate a presunti complotti contro l'esecutivo, come quello denunciato contro Arianna Meloni anche a livello giudiziario dal direttore del giornale Sallusti, ricorderete. Tensioni che sono connesse ai presunti dossieraggi di cui alcuni componenti del governo sarebbero stati vittime. Per fare chiarezza è stato lo stesso ministro Crosetto a chiedere di essere sentito dal Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti presieduto dal democratico Lorenzo Guerini. È stato proprio il PD a gettare benzina sul fuoco, sostenendo che è impensabile, anzi indispensabile, che il governo col suo premier Meloni riferisca al Parlamento sul tema della sicurezza. La nota del PD ha lasciato incredulo il ministro Crosetto, che ha rilanciato. Il PD cerca di stravolgere fatti precisi riferiti a un magistrato e non al bar, spacciandoli
come parole fuori posto. Come si permettono di commentare in modo così strumentale la denuncia coraggiosa all'autorità giudiziaria da parte di un cittadino pro tempore ministro, cioè lui, su una vicenda così torbida e pericolosa? Crosetto si dice lieto di dire tutto ciò che ho riferito a Cantone anche al Copasir, cioè in una sede vincolata al segreto, dove si scoprirà che non ci sarà mai nulla su cui fare speculazione politica o inventare contrasti nel governo, ma circostanze serie che ogni cittadino ha il dovere di denunciare. Crosetto sarà ascoltato al Copasir per fugare i dubbi e allontanare le ombre in maniera inquietante che si allungano sulla fedeltà e affidabilità dei nostri servizi. Occorre fare chiarezza sul coinvolgimento di pezzi di intelligence nell'inchiesta sui dossieraggi avvenuti dal 2015 al 22, 7 anni, nella Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e soprattutto è necessario comprendere se poteri occulti tramano contro la stabilità politico-istituzionale per propiziare nuovi equilibri. Ti risalta fuori il Draghi 2, 3, 4 o un simil Draghi, insomma un governo tecnico appoggiato da PD, Forza Italia, i volonterosi e compagnia bella? Il che svelerebbe la vulnerabilità del nostro sistema di sicurezza. L'inchiesta sul dossieraggio, conclude Ruben Razzante sulla nuova BQ.it, era partita 2 anni fa dopo le denunce del ministro Crosetto. Sembrava sopita e riesplosa ad agosto perché la procura di Perugia, Cantone, ha sempre ipotizzato che dietro quel giro di accessi abusivi di Striano e Laudati ci fosse una regia. Al di là di illazioni, sindromi da accerchiamento, vittimismi, è necessario davvero fare luce per disinnescare la vera mina che rischia di provocare morti e feriti nel governo e nelle istituzioni. I governi spesso implodono per veleni di questo tipo. Sottovalutarsi, trincerandosi dietro rassicuranti sondaggi, potrebbe rivelarsi un errore esiziale. Il governo può saltare e aprire la strada al Draghi 3, 4, 5, 6, 7, 8, che non è necessariamente Draghi, ma una roba simile, proprio per questa vicenda dossieraggi, sottolinea Ruben Arrazzante. Secondo articolo da Tempi, settimanale diretto da Emanuele Boffi, tempi.it, Rodolfo Casadei si occupa della svolta, tra virgolette, sovranista della sinistra europea sul tema migranti. Germania pugno duro, Regno Unito che copia l'Italia, Spagna che chiude accordi coi paesi africani. Scholz, Starmer e Sanchez sono diventati di destra? Si domanda Rodolfo Casadei su tempi.it. Fra i politici di sinistra al potere in Europa è rimasto soltanto Pedro Gómez, capo del governo spagnolo, grazie al sostegno dei partiti indipendentisti catalani e baschi. Sanchez più che Gómez, ma comunque. In ogni caso, il premier spagnolo, fra i politici di sinistra al potere, è rimasto solo lui a fare discorsi, tra virgolette, di sinistra sulla questione migranti e richiedenti asilo, ma con sfumature. Il socialdemocratico tedesco Scholz, che guida la coalizione Semaforo, e il laburista Keir Starmer, che guida il Regno Unito dopo 14 anni di conservatori, stanno decisamente andando verso politiche restrittive sull'immigrazione, a costo di irrigidire frontiere e causare proteste da parte dei paesi dell'Unione Europea nel primo caso, o chiedere collaborazione al governo di destra-centro italiano e causare proteste di ONG e media di sinistra nel caso britannico. A fine mese scorso il capo del governo spagnolo, Sanchez, ha visitato 3 paesi dell'Africa occidentale dai quali passano migranti illegali verso le Canarie, Mauritania, Senegal e Gambia. Il flusso che si riversa sulle coste italiane attraverso il Mediterraneo centrale si è dimezzato nell'ultimo anno, da 128.000 a 44.600 nei primi 8 mesi. Quello che investe la Spagna è più che raddoppiato grazie alla rotta atlantica che gli spagnoli chiamano Ruta Canaria, perché nell'arcipelago delle Canarie si arriva, se non si muore in mare, dalle coste africane dopo un viaggio di 1.000 chilometri. Attualmente si parla di 26.500 arrivi al 15 settembre contro i 14.000 dell'anno scorso, fra loro 6.000 minori, dei quali, a norma della legge spagnola, devono occuparsi le amministrazioni locali, non quelle nazionali. Ma i fondi a disposizione della Comunità Autonoma delle Canarie non coprono più di 2.000 unità. Sanchez è andato in Africa e ha esaltato le migrazioni come necessità che implicano alcuni problemi, ma che sono fondamentali per l'economia spagnola, perché producono ricchezza, sviluppo e prosperità. E ha concluso coi 3 governi dei 3 paesi africani accordi di
migrazione circolare, coi quali si impegna ad accogliere in Spagna lavoratori africani che torneranno dopo un certo periodo nei paesi d'origine, a condizione che i 3 paesi africani si riprendano i loro migranti illegali attualmente presenti in Spagna. Insomma, apertura ma fino a un certo punto, quella del governo socialista spagnolo, decisamente più drastici in Germania e in Gran Bretagna, pugno duro in Germania, senza sfumature la posizione del governo tedesco, soprattutto dopo i 2 attentati di matrice islamista. Allo stesso modo poi Keir Starmer ha, diciamo così, messo in luce che gli italiani sono un modello per lui, il governo Meloni, e questo ha creato un certo disagio anche tra i cattolici. Il quotidiano Avvenire ha sintetizzato i contenuti del summit italo-inglese con un titolo: Migranti, asse tra Meloni e Starmer. Sottotitolo: il primo ministro inglese elogia i progressi di Roma contro gli ingressi irregolari e apre al modello Albania. Polemiche in patria. L'asse tra Meloni e Starmer, e va ricordato che il modello Albania per la gestione extraterritoriale dei flussi migratori del governo italiano è del tutto diverso dal modello Ruanda che era già stato avanzato dal governo conservatore britannico. Nel primo caso il richiedente asilo che vede riconosciuta domanda può essere accolto in Italia. Nel caso della normativa varata dal governo conservatore britannico, il richiedente asilo poteva rivolgersi soltanto alle autorità ruandesi e da loro essere accolto come profugo, non dalla Gran Bretagna. In sostanza, la domanda è: Scholz, Starmer, Sanchez, i leader della sinistra europea, sono diventati di destra oppure si sono accorti che c'è un vero problema immigrazione? Chiudiamo, terzo articolo, dal sussidiario.net, un'intervista al professor Giulio Sapelli sulla nuova Commissione europea. L'Italia è isolata, altro che cantar vittoria, buio fitto, come diceva il governatore della Campania De Luca. Buio fitto è stato nominato, sì, vicepresidente della Commissione europea, ma il buio rimane. I nuovi poteri, i loro obiettivi. La Germania lotterà per la priorità. Ursula von der Leyen ha indicato la composizione della nuova Commissione europea per i prossimi 5 anni. Potrà insediarsi solo dopo l'audizione e la conferma all'interno del Parlamento europeo. Guardando i nomi dei commissari e le loro deleghe, l'impressione del professor Giulio Sapelli, professore di storia economica alla Statale di Milano, è che la crisi di Francia e Germania mandi scosse telluriche che si ripercuotono sul sistema europeo. Nel sistema decisionale europeo stanno irrompendo gli stati baltici, perché se voi guardate la Commissione von der Leyen è piena di estoni, lettoni, finlandesi, cioè gente che rappresenta tra l'altro pochissima popolazione in Europa. Comunque, l'estone Kaja Kallas è alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza. Nasce un nuovo dicastero nella commissione von der Leyen, dedicato a difesa e spazio, affidato al lituano Andrius Kubilius. Quest'ultimo rappresenta un segnale preoccupantissimo, perché vuol dire che le risorse della NATO, dell'Alleanza Atlantica, andranno più sul fronte orientale che non verso quello meridionale mediterraneo. Assisteremo a un indebolimento del fronte sud della NATO. Si era già cercato, osserva Sapelli, di spostare il peso di risorse economiche e militari dal fianco sud della NATO a quello orientale. Ora questo potrebbe avvenire, rafforzando il ruolo del Regno Unito, proprio adesso che non è più parte dell'Unione Europea. A influenzare moltissimo il comportamento dei baltici, infatti, è Londra. Sappiamo quali sono le intenzioni del nuovo premier Starmer riguardo alla Russia. C'è l'intenzione di essere al fianco dell'Ucraina fino alla sconfitta di Putin, cioè guerra. E si era parlato dell'ipotesi di dotare l'Ucraina di missili di lungo raggio per colpire in territorio russo. Il ragionamento che fa la Gran Bretagna è molto semplice. Non si può contrastare l'influenza cinese nel mondo se non si neutralizza la Russia. È chiaro che questo non potrà che scatenare la reazione di Mosca, pronta a lanciare i suoi missili ipersonici in territorio europeo, cioè qua dove siamo noi. Temo che si stia andando verso una guerra nucleare tattica per ora. Kubilius, cioè il nuovo commissario alla difesa nella commissione von der Leyen, Andrius Kubilius, nuovo commissario alla difesa e allo spazio, non avrà grandi risorse a disposizione a meno che non vengano adottate le proposte del rapporto Draghi, che prevede debito comune per le spese della difesa, affidate all'Europa e non più ai singoli stati.
È così, osserva Sapelli, che si spiega il significato del documento Draghi, di questa proposta che non poteva che arrivare da una personalità, Draghi, che ha le mani libere rispetto agli equilibri tra le nazioni. A Draghi è stato affidato il compito di aprire la via, indicando gli strumenti per intensificare la guerra contro la Russia. Il rapporto Draghi è il tessuto teorico su cui si dovranno costruire le nuove azioni di aggressione alla Russia. Gli Stati Uniti stanno a guardare, osserva Sapelli, anche perché sono profondamente divisi. Sappiamo che, se venisse eletto Trump, la guerra in Ucraina potrebbe finire in breve tempo, cedendo la Crimea e magari altri territori a Mosca. In caso di vittoria di Kamala Harris, la Casa Bianca sarebbe più incline a sostenere la linea britannica di Londra, cioè contro Putin per andare contro la Cina. L'opposizione tedesca al debito comune ha a che fare con la guerra? Certamente, risponde Sapelli. Alla Germania in questo momento non interessa combattere la Russia, ma la transizione green che sta minando l'industria automobilistica. Il dossier transizione verde verrà affidato a una commissaria spagnola, Teresa Ribera, socialista come lo era Timmermans nella precedente commissione, colui che gestì il dossier Green. Questo impedirà dei cambiamenti nelle politiche di Bruxelles sul tema transizione verde, green? Gli spagnoli, osserva Sapelli, sono molto condizionati dai tedeschi. Credo che sulla transizione green si segnerà il passo. Non vedremo scelte come quelle di Timmermans. C'è la possibilità che l'industria europea si riprenda, perché mi sembra che finalmente gli industriali europei stiano battendo un colpo. C'è in gioco la loro sopravvivenza. Un'altra possibilità è che l'Europa, tramite le risorse ingenti prefigurate da Draghi, faccia crescere l'industria bellica. L'idea che il capitalismo di guerra trascini il capitalismo intero è primitiva, osserva il professor Sapelli. Può riuscire a farlo con ritardo di 20-30 anni. Inoltre, le filiere industriali non sono così meccanicamente trasferibili. Non si possono prendere centinaia di migliaia di lavoratori che prima costruivano automobili e metterli a fare i carri armati. Possono volerci anni. Nel frattempo l'economia fa in tempo a crollare. Da quel che dice il professore sembra che ci sarà una sorta di divisione nell'Unione Europea tra interessi dei paesi baltici e Gran Bretagna che mirano alla neutralizzazione della Russia e Germania che vuole salvare l'industria. Del resto, osserva Sapelli, i paesi baltici sono già post-industriali, mentre il cuore franco-tedesco dell'Europa è ancora profondamente neo-industriale. Sono formazioni socio-economiche completamente diverse, che confliggono già adesso. Per quanto riguarda il fronte sud della NATO, l'Italia sarà più isolata? L'Italia, osserva il professor Sapelli, pur essendo atlantista, vede ancora vivo il lascito delle grandi politiche estere democristiane e anche di Craxi e De Michelis. Fino a poco tempo fa il rapporto con la Russia, ex Unione Sovietica, ci è servito per aumentare l'influenza nei paesi arabi. Dopo quello che è accaduto in Libia e sta accadendo in Medio Oriente, l'Italia è molto isolata nel Mediterraneo. Esiste un commissario al Mediterraneo, la croata Dubravka Suica. Mi sembra una scelta assurda, ingiuriosa, osserva Sapelli, quasi che a Bruxelles non conoscano la geografia. Con tutto il rispetto per la Croazia, non mi sembra una potenza mediterranea. Però quella di Bruxelles appare una scelta coerente con l'idea che il fronte sud della NATO non conti più nulla. Il dossier immigrazione, importante per l'Italia, andrà all'austriaco Magnus Brunner. Se ne occuperà un austriaco, significa che ci sarà una forte stretta sugli ingressi di immigrati in Europa. Quanto all'addio polemico del commissario francese Breton, è un segno che Macron non se lo fila più nessuno. È vero che il presidente francese ha scelto il sostituto di Breton, ma mi sembra che si tratti di un giovane senza arte né parte. Chi resiste dal 2014 è Valdis Dombrovskis, con cui Raffaele Fitto dovrà dividere la delega sulla realizzazione dei PNRR nazionali. Sarà commissario all'economia Dombrovskis. Ed è quasi diabolico, osserva Sapelli, che un vicepresidente esecutivo debba condividere la sua delega con un commissario. Dombrovskis è potentissimo perché è il cane da guardia dell'austerità e dell'ortodossia monetarista della Bundesbank e già in passato ha cassato ogni proposta di rinnovamento. Abbiamo una prova del potere che ha ancora la banca centrale tedesca in Europa. Il rapporto Draghi appare come un libro dei sogni, difficile da mettere in pratica.
Fitto avrà la supervisione del portafoglio della commissaria all'allargamento, Marta Koch. Questo è un momento in cui l'allargamento dell'Unione Europea sarebbe positivo o negativo? Conclude il professor Sapelli sul sussidiario.net, potrebbe essere positivo nella misura in cui possa essere in grado di rappresentare una spinta per fare in modo che l'Europa si doti finalmente di una Costituzione. Ma diciamo il punto è fronte sud della NATO sguarnito, guerra alla Russia. Anche qui andiamo verso una direzione poco simpatica. Intanto lasciamo i tre pezzi di giornata e andiamo adesso a vedere le prime, no, le prime pagine non ci servono a molto, se non una prima pagina, quella di Italia Oggi, che si occupa di IBAN virtuali, cavallo di Troia del riciclaggio, le analisi dell'unità di informazione finanziaria, cioè l'ex antiriciclaggio della Banca d'Italia, hanno rivelato che esistono una serie di conti bancari apparentemente radicati in stati europei a basso rischio di riciclaggio, che in realtà sono V-IBAN forniti da operatori in servizi di pagamento extracomunitari, utilizzati per trasferire fondi illeciti all'estero sotto forma di false transazioni commerciali ordinarie e nuove frontiere del riciclaggio, diciamo così, in primo piano. Argomento tecnico fino a un certo punto, a pagina 25 il dettaglio. Diritto e rovescio sulla politica interna, Carlo Calenda, azione, c'è la democrazia cristiana, lo ascoltiamo dopo in diretta, in audio-video, come sempre regalato dal direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, e sulle fughe da Calenda e Renzi e sui moderati che non possono infilarsi nel fronte popolare si sofferma anche Italia Oggi in un altro articolo. Da segnalare l'intervista a Paolo De Castro, europarlamentare di lungo corso del PD, esperto di agricoltura. L'ambientalismo dogmatico dell'Europa ha messo in crisi l'attività agricola. Il sunto dell'intervista in prima pagina. A proposito di prime pagine, sul Sole 24 Ore il governo gioca d'anticipo sul bonus famiglie a basso reddito con figli, il bonus di Natale. Il bonus di 100 euro arriverà per Natale e non sarà tassato. L'intervento sarà inserito nel decreto Omnibus, di cui poi parleremo alle 9 con il senatore Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, che sta esaminando questo decreto Omnibus, il cui esame è stato rimandato settimana prossima. Comunque, il fatto di inserire in anticipo il bonus famiglie a basso reddito con figli per Natale, 100 euro non tassati, inserito nel decreto Omnibus, l'indicazione è arrivata dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Nel 2024, ha chiarito al convegno il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, a seguito di alert sono stati incassati già 3 miliardi. Questo mentre il presidente dei commercialisti, Elbano De Nuccio, ha espresso le proprie sollecitazioni per la manovra. Altra semplificazione per i contribuenti, via il decreto che fissa i criteri unificati per il prelievo IMU, mettendo fine alla giungla di 250.000 aliquote, una roba che sembra incredibile, 250.000 aliquote. A proposito invece di alluvione, sul Domani vi segnalo un articolo di primo piano dedicato al generale Figliuolo, commissario per l'alluvione in Emilia-Romagna, il quale promuove se stesso, ma manca 1 miliardo di fondi. Il commissario si schiera col governo e dice che le amministrazioni locali non spendono i fondi per mettere in sicurezza il territorio, ma regioni e comuni attendono da 8 mesi il 1.200.000.000 di euro che il governo ha spostato dal PNRR, scrive il quotidiano Domani in primo piano. Già che ci siamo, abbiamo citato prima l'intervista su Italia Oggi a Paolo De Castro, docente di politica agraria a Bologna, ministro dell'agricoltura nei governi D'Alema e Prodi, deputato, senatore, europarlamentare europeo dal 2009 al 24, presidente Commissione europea per l'agricoltura dal 2009 al 2014. Tra poco vediamo cosa dice all'Italia Oggi De Castro. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Allora, cosa dice De Castro? L'Unione Europea Green ha fatto il danno dell'agricoltura.
L'ambientalismo dogmatico ha messo in crisi l'agroindustria. Urge un compromesso. Il costo del debito pubblico deve essere uguale per tutti. Bisogna prendere come esempio la legge federale americana Inflation Reduction Act, IRA, a firma di Joe Biden, che prevede, tra l'altro, di accompagnare gli agricoltori nella transizione ecologica e destina 20 miliardi di dollari per attuare buone pratiche. Riduzione dell'utilizzo della chimica, utilizzo di nuove tecnologie e genetica. È l'approccio che è mancato nella prima commissione von der Leyen. Mentre su Italia Oggi c'è da segnalare un altro articolo interessante, pensioni inferiori a 1.000 euro. Il caso del Veneto, niente meno, dove il 40% dei pensionati, quasi uno su due, non riesce a far fronte al rincaro dei prezzi, all'inflazione. Invito dei sindacati al governo per un tavolo previdenziale. In Regione Veneto, secondo un'indagine dello SPI-CGIL, sindacato pensionati della CGIL, il 40% delle pensioni è inferiore ai 1.000 euro. Per la maggior parte dei pensionati è l'unica entrata. Le pensioni di vecchiaia rappresentano oltre il 60% di tutte le pensioni. Meloni rimarca sempre che da quando è al governo l'Italia ha raggiunto il record di occupati, il che è senz'altro un dato positivo. Ma i pensionati, quelli che occupati lo sono stati per una vita, qui la situazione è diversa. Veneto. Nella regione, indagine SPI-CGIL, il 40% delle pensioni è inferiore ai 1.000 euro. Quindi, se fem, cosa facciamo, detto in lingua milanese? Tiriamo a campare, giusto appunto, mentre vi segnalo ancora, a proposito di articoli interessanti, sul Giornale d'Italia, il giornaleitalia.it, il pezzo del nostro carissimo amico e collega Max Del Papa: gli italiani sono serviti, altri 8 milioni e mezzo di dosi anti-Covid, e meno male che questo regime aveva promesso di andarci cauto. Consigli, tra virgolette, ricatti e menzogne restano le stesse. Oltre 8 milioni di vaccini che non vaccinano, la cui pericolosità è ormai indiscutibile, mentre Meloni si affida al vaccinista banchiere e alla baronessa siringa, Draghi, von der Leyen, e la commissione Covid imbarca Giuseppe Conte. E poi c'è Sabrina Salerno, che era testimonial del vaccino: vaccinatevi, vaccinatevi, si è beccata il tumore. Pure lei, scrive Max Del Papa, il giornale.it. Andiamo a vedere gli altri articoli di giornata. Oggi le prime pagine possiamo tranquillamente saltarle. Gli articoli di giornata, tra i quali partiamo così un po' alla rinfusa, a dire il vero, perché la nostra edicola, ci piace alla nostra edicola di mettere tutto in rinfusa, che è esattamente la condizione in cui si affollano poi le notizie nella nostra mente. Siamo in dorso milanese di Avvenire, chissà perché si parte da lì: sovraffollamento record e lavoro ai detenuti. Sono le due facce del sistema carcerario a Milano. San Vittore e il Beccaria hanno i numeri peggiori d'Italia per sovraffollamento, ma Bollate resta un istituto modello per il recupero di chi ha sbagliato. Double face il sistema carcerario milanese. Ma in primo piano su Avvenire, poi vedremo il commento anche di Antonio Socci su Libero, c'è la questione di Medjugorje, via libera del Papa alla devozione, con una nota della dottrina della fede vaticana che però non si pronuncia sulla soprannaturalità delle presunte apparizioni mariane. I messaggi sono rivelazioni private attribuite alla Madonna ed è sconsigliato incontrare i veggenti. Ma alla luce di frutti spirituali maturati in questi 40 anni, dall'81 in avanti le apparizioni, il testo della dottrina della fede ribadisce il sì ai pellegrinaggi, esprimendo criticità su alcune frasi che avrebbe pronunciato la Vergine. Però insomma è un riconoscimento con cautela. Qui si impara il tempo del pregare, scrive Avvenire. Molto importante questo riconoscimento, secondo Antonio Socci su Libero, come poi vedremo. Nel frattempo, da Avvenire, il governo attacca la regione Emilia-Romagna sui fondi per la sicurezza idrogeologica e il PD si infuria. Sciacalli politici e l'accusa del PD ai governanti, in primis il ministro Musumeci. Ha detto il governo: se l'Emilia-Romagna lo chiede concederemo lo stato d'emergenza. La leader Schlein, che era vicepresidente della regione medesima, governo indecente. Il ministro Musumeci, protezione civile, e il viceministro dei trasporti Bignami hanno tirato in ballo i milioni di euro che l'Emilia-Romagna non ha speso per la prevenzione. Ma la governatrice dell'Emilia-Romagna reggente Priolo ribatte: la manutenzione è stata fatta. Con quali esiti poi si è visto.
In ogni caso, cambiando argomento, anche Avvenire si occupa di quella notiziola che abbiamo dato all'inizio, cioè il Parlamento europeo che dice sì, armi all'Ucraina senza limiti, sparate contro Putin, contro la Russia, bombardate dappertutto. No dell'Italia, Mosca replica, così andiamo verso un'allegra guerra nucleare. Una risoluzione non vincolante chiede di togliere di togliere le restrizioni all'uso di armamenti sul territorio russo. Fratelli d'Italia, PD, Forza Italia confermano il sostegno, ma votano contro su questo punto. Defezioni tra PD e Azzurri. Il pronunciamento in vista della visita oggi di von der Leyen a Zelensky. I russi si dicono pronti all'uso di congegni più potenti. Maggioranza e opposizione vanno in ordine sparso. Lega, 5 Stelle e Verdi e Sinistra si oppongono anche agli aiuti all'Ucraina. Il signor Stoltenberg, segretario uscente dell'Alleanza Atlantica, dice che il 2% del PIL investito nella difesa non basta più. Ci tiriamo molto su con la bellezza di Giotto perché Avvenire, ma anche La Verità, si occupano oggi di un restauro degli affreschi dedicati a San Francesco nella Cappella Bardi di Firenze. Giotto visto da vicino in tutti i suoi colori, titola Avvenire. Quasi ultimata la pulitura degli affreschi su San Francesco della Cappella Bardi, ne riemerge tutta la freschezza. Un incontro ravvicinato con Giotto che lascia senza fiato. Realizzato dall'opificio Pietre Dure, il restauro è costato più di 1 milione. Sarà visibile in ottobre per piccoli gruppi di fiorentini, su prenotazione dall'estate del 2025. Una cosa invece del tutto diversa e che ci ripiomba nel buio, ce la racconta il quotidiano bresciano Brescia Oggi. Piazza della Loggia, la strage di Piazza della Loggia, sono trascorsi 50 anni. Ebbene, un teste chiave rivela dopo 50 anni fu per vendetta. Una teste chiave, Ombretta Giacomazzi, che sostiene che la bomba sarebbe stata messa per vendicare Silvio Ferrari, dilaniato pochi giorni prima dallo scoppio di un ordigno che trasportava. Spunta così la verità mai espressa nelle altre deposizioni. L'avvocato e i familiari mi avevano sconsigliato di parlare. Tra le forze dell'ordine temevo il generale Delfino. Non ci sono stati tentennamenti, nonostante gli 50 anni dalla strage. Il tempo passato da quando la giustizia iniziò a occuparsi di lei è servito a darle sicurezza nelle risposte al giudice, al PM, al difensore di Marco Toffaloni, che era sedicenne quando la bomba scoppiò in Piazza Loggia a Brescia, 8 morti, più di 100 feriti. Ieri, al Tribunale dei minori, è ripreso il processo contro l'allora minorenne veronese, Toffaloni, che ora vive in Svizzera. Ed è stata l'udienza più importante. È stata sentita come testimone Ombretta Giacomazzi, presenza fissa tra i neofascisti bresciani negli anni 70, cameriera nella pizzeria di Viale Venezia, classificata come punto di ritrovo dei fascisti, dei neri. Molto bella, con amicizie che avrebbero perso la vita. E con 8 mesi di custodia cautelare in carcere per le indagini sulla strage del 74 per falsa testimonianza e poi archiviazione. Sono passati anni. Ombretta Giacomazzi ha già deposto in un altro processo per la strage di Piazza della Loggia 2 udienze a distanza di 2 settimane, 2 deposizioni, ieri l'udienza una sola, la parola chiave che ne è scaturita, vendetta, non la sua. Non è per quello che ha deciso di fornire quella che considera la verità. La vendetta è stata quella, nella ricostruzione dell'accusa, per la morte di Silvio Ferrari, ovvero sostanzialmente il giovane di estrema destra che fu dilaniato dallo scoppio della bomba che stava trasportando sulla Vespa pochi giorni prima dell'attentato. Niente di vendicativo è legato al rapporto tra Silvio Ferrari e Ombretta Giacomazzi, forse qualcosa più di un'amicizia. Avevano accenti veronesi, c'era anche qualche bresciano attorno a quel tavolo nei giorni prima della strage. Ci sarebbero state le parole pronunciate da Roberto Zorzi, veronese anche lui, legato all'ambiente dell'estrema destra. La Teste collega, la Teste Giacomazzi, quelle parole alla strage. Il processo a carico di Zorzi si sta celebrando in Corte d'Assise a Brescia e deve entrare nel vivo per questioni legate a carenza d'organico nella prima sezione. Ma non è tutto. In quella conversazione tra Toffaloni e Zorzi si sarebbe detto di vendicare Ferrari. Quello che non ha fatto lui lo dobbiamo fare noi. Lo farò io, disse Zorzi. In sostanza, fu per vendetta. Staremo a vedere, dopo 50 anni, la Teste rivela. Tornando invece al Corriere della Sera, c'è da segnalare l'intervista al ministro Musumeci, il quale ad alluvione dell'Emilia Romagna in corso ha detto che la mancata prevenzione è responsabilità della regione.
Non voglio polemizzare per rispetto verso gli alluvionati, dice il ministro della Protezione Civile Musumeci oggi al Corriere della Sera. Ma non ho mai parlato di responsabilità. Ho ribadito che continueremo ad avere eventi calamitosi finché non si attuerà una seria prevenzione strutturale da parte di tutte le regioni. Elly Schlein ha letto le parole in chiave polemica. Schlein, che conosce bene quel territorio, è stata assessore alla materia, farebbe bene a far sapere quanti e quali interventi ha realizzato durante il suo mandato. Un anno dopo, la stessa tragedia. Le casse di espansione che dovevano evitarla sono uno strumento prezioso di prevenzione, osserva Musumeci, ma vanno realizzate prima dell'alluvione, nella gestione ordinaria che spetta alle regioni, non in quella straordinaria affidata al commissario Figliuolo. Abbiamo chiesto alla regione Emilia-Romagna quali infrastrutture abbia realizzato negli ultimi 10 anni per individuare ulteriori obiettivi e stanziare risorse rispetto ai 596 milioni ricevuti dal 2013. Per collaborare serve confronto e rispetto. Il sindaco Lepore si chiede perché il ministro Musumeci non sia sul posto. Non sono ad uso alle passerelle con gli stivali nel fango mentre la gente si dispera. Il governo è presente coi fatti. Ci dica il sindaco di Bologna Lepore quanto e come ha speso per la prevenzione infrastrutturale nel suo territorio. I cittadini hanno il diritto di sapere. Non c'è nulla di scandaloso. È facile, a pochi giorni dalla scadenza elettorale, dire, come in queste ore, che è colpa del governo. Altro che scaricabarile. Vi imputano come governo di avere accentrato col commissario Figliuolo e ora di prendervela con la regione. Una cosa è la ricostruzione, commissario Figliuolo, altra è la prevenzione ordinaria, ad esempio degli ultimi 20 anni, che spetta alle regioni con denaro dello Stato, che non è mancato, in base ai numeri che mi riferiscono gli uffici, dice il ministro Musumeci. I 5 Stelle dicono che il governo ha abbandonato gli amministratori. Solo con il governo Meloni abbiamo già stanziato per l'Emilia-Romagna 30 milioni per interventi programmati, 61 da programmare, 17 per il dissesto. In una regione vulnerabile, è fra quelle che negli ultimi 10 anni hanno registrato il maggior consumo di suolo e la maggior cementificazione. Manca poco al voto, ogni occasione è utile per attaccare il governo, ma rivendico il diritto di replica. Così il ministro Musumeci sul Corriere della Sera. Il governo attacca sui fondi, sono stati usati solo in parte. Schlein risponde, basta sciacallaggio. Sempre sul Corriere poi c'è l'articolo sul generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, ieri al raduno di Viterbo. Un partito mio non lo escludo, soltanto in 300 a Viterbo, c'è anche Alemanno e il generale ha detto la sua, poi si vedrà. Il processo a Salvini non è una buona idea, scrive invece Aldo Cazzullo rispondendo a un lettore. Elon Musk dice bravo a Salvini e dà del pazzo al pubblico ministero che ha chiesto 6 anni per il ministro Salvini nel processo Open Arms. Lei che ne pensa? Chiede il lettore. Risponde Aldo Cazzullo. Elon Musk quando parla di politica non ci azzecca quasi mai, a volte fa paura, come quando ha banalizzato l'uso della bomba atomica. A Hiroshima e Nagasaki oggi ci sono di nuovo città. Cosa sarà mai? Però questa richiesta di condannare Salvini a 6 anni di galera non mi pare una grande idea. Resusciterebbe politicamente un leader in declino. Non entro nel merito, la magistratura è lì apposta. Mi ha colpito quel che ha scritto il direttore del Foglio Cerasa, garantista. Il processo a Salvini non ha nulla di politico. Non è colpa dei magistrati se un ministro commette un reato. E in effetti chiudere i porti a una nave di migranti mettendo in pericolo le loro vite è una mossa pensata più per propaganda che per fermare il traffico di migranti. Tuttavia, anche i leader progressisti come il cancelliere socialdemocratico Scholz e il neopremier laburista Starmer hanno sottolineato la necessità di chiudere le rotte degli scafisti. Questo non significa bloccare l'immigrazione. L'osmosi tra un continente giovane, l'Africa, e vecchio come l'Europa ci sarà, ma deve essere regolata dalle democrazie, non commissionata agli scafisti. È troppo ingiusto. Ci sono famiglie che si rovinano per finanziare i trafficanti. Dove pensiamo che vadano quei soldi in nero? A finanziare gli ospedali, le biblioteche in Africa? Andranno ad alimentare traffici di droga e armi. Il prezzo dell'immigrazione senza controllo lo pagano le classi popolari. Non è coi porti chiusi che si risolve la questione, d'accordo, non è delegandola ai libici. L'Occidente ha sconfitto Al-Qaeda, ha ridimensionato l'ISIS, può anche sconfiggere gli aguzzini di migranti. E in definitiva non è una buona idea il processo a Salvini, scrive impareggiabilmente Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera.
Dalla pagina economica del Corriere, ieri Mario Draghi era a Bergamo, al chilometro rosso, il parco scientifico che si affaccia sull'autostrada A4 in direzione Bergamo, con un messaggio per gli imprenditori e i ricercatori. Si può fare. We can do it. L'Europa deve agire e decidere in fretta, ha detto Draghi. Serve un piano europeo per le reti energetiche. Intanto tonfo dell'auto elettrica, meno 44%, titola ancora il Corriere della Sera. Il tonfo affossa tutto il mercato europeo. Vendite giù del 17%. Sui dazi, prove di disgelo fra Unione Europea e Cina. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche la rubrica di Aldo Grasso a fil di rete, che magnifica, in effetti magnifica era tale, diciamo così, magnifica come verbo, ma era magnifica proprio la lezione di Vittorio Sgarbi su Michelangelo, la 7, oggi disponibile in streaming. Sulla 7 il suo Michelangelo, inedito e sorprendente. Dal Teatro Sociale di Sondrio, una lezione ispirata all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo, Michelangelo, rumore e paura. Vittorio Sgarbi ha raccontato la vita e le opere di Michelangelo, evidenziando la potenza e l'unicità della sua produzione artistica, da sculture celebri fino ai capolavori pittorici. Ed è stata una partenza, quella di Sgarbi, è partito dal canto 33esimo del Paradiso di Dante, le celebri preghiere di San Bernardo alla Vergine, ispirazione per la pietà di Michelangelo. Da lì è partita una trasmissione inedita e sorprendente, scrive Aldo Grasso, adesso è disponibile in streaming, andatevela a rivedere perché è veramente bella la lezione di Sgarbi su Michelangelo, che la 7 ha mandato in prima serata dopo Lilli Gruber, Obtorto Botox di Lilli Gruber, come scrive oggi il giornale in prima pagina con Luigi Mascheroni. Dopo di lei ha mandato la lezione di Sgarbi. Guerra alla Russia, invece, titola il Fatto Quotidiano, il Kama Sutra del PD, che dice sì, dice no, dice ni, 50 sfumature di voto. Il paragrafo 8 è quello che consente di fare la guerra alla Russia. Il PD e le armi a Kiev per colpire i russi. 2 PD a favore, altri 2 prendono l'aereo, non votano, in 6 non votano, il resto dice no, poi tutti uniti per il sì al testo finale. Così sul Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano l'intervista a Flavio Lotti della Tavola per la Pace, grave errore il sì del PD, l'Unione Europea è in piena deriva bellicista. Mentre a pagina 11, commenti del Fatto Quotidiano, il meridionalista Gianfranco Viesti si occupa del professor Cassese che sta preparando un imbroglio con i nuovi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. L'imbroglio del Cassese tira la volata al Calderoli, al peggio del peggio, cioè che sia a disposizione, secondo Gianfranco Viesti, meridionalista di vecchio stampo. Salvini tira la corda, il governo lo segue, la democrazia muore, è il sillogismo di Silvia Truzzi, sempre nella stessa pagina dei commenti del Fatto Quotidiano. Ministri compatti contro i pubblici ministeri, cioè contro la procura di Palermo che vuole il carcere per Salvini, migliaia di messaggi intimidatori sono arrivati ai pubblici ministeri. A proposito di giustizia e di spionaggi di cui abbiamo parlato prima, vi segnalo l'articolo di Luca Fazzo sul Giornale, a pagina 8, la procura di Perugia sta cercando i mandanti degli spionaggi. Il pubblico ministero indaga sul movente degli atti illeciti di Striano e Laudati. Striano il finanziere, Laudati il magistrato della direzione antimafia presso cui si spiava. Il Copasir si dice pronto ad ascoltare il ministro Crosetto. Il procuratore Cantone, un procuratore della procura di Perugia che sta indagando sugli spioni, ammette di non avere ancora individuato il livello superiore, perché la domanda è: questi spiavano instillati da chi? Indirizzati da chi? La renziana Paita dice è evidente l'esistenza di un sistema. Non può dirsi se vi siano stati mandanti e chi siano allo stato attuale. E per questa ora la linea ufficiale della Procura di Perugia nell'inchiesta sui dossier illegali. Ma il livello superiore esiste, secondo il capo della Procura di Perugia, o meglio, il procuratore capo Cantone non lo afferma esplicitamente, ma si guarda bene dall'escluderlo. Nel frattempo, il mio partito non escludo nulla. L'effetto Vannacci, Felice Manti, inviato a Viterbo, lo racconta. La 2 giorni dell'eurodeputato, il nome Noi con Vannacci non l'ho scelto io, non ho detto che fonderò un partito, è un'invenzione della stampa di sinistra, ma io non escludo mai nulla. Sibillino come sempre, scrive Felice Manti sul Giornale, il generale Vannacci
Si presenta in jeans, camicia bianca, sneakers grigie, 55 anni portati bene, concedendosi ai giornalisti se no il telegiornale. Con che cosa apre? Insomma, adesso non esageriamo. Comunque in platea l'entusiasmo è palpabile. Chi mi ama mi segua, dice il generale. In molte facce si riconoscono i tratti di sbirri ed ex militari. A chi insiste su una rottura con Salvini, lui replica: io oggi sono nella Lega, chi si conglomera attorno a me condivide che io stia nella Lega. Il flop di questa manifestazione è un'altra invenzione, ma i suoi, il partito personale, lo vogliono e come. Racconta Manti, all'arrivo su un SUV bianco dribbla le telecamere, sala gremita da almeno 500 persone, cede ai giornalisti in cerchio, lui si compiace di tanta attenzione. A domande urticanti risponde coi soliti slogan sovranisti, gli attacchi a Luigi Mascherone, il giornale per la frase la destra merita più di Vannacci sono una sgrammaticatura, ma lui resta sul punto, sorriso forzato e parla di politica. Il governo durerà, bla bla bla, bla 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 bla. Ma la dunata riesce solo a metà, scrive ancora Felice Manti. Molte defezioni tra i militanti. Anche Alemanno ha detto Vannacci non è il messia. A proposito di vicende giudiziarie e di giornalisti, vi segnalo un altro articolo di Luca Fazzo sul giornale di oggi. Il ministro Nordio starebbe valutando un'ispezione per il caso Trocchia giudice e la violenza una presunta a una collega. Il ministro vuole verificare perché la procura non ha attivato il codice rosso né ha ascoltato la parte offesa, quella che si ritiene vittima dei due giornalisti. Secondo il ministro Nordio, nell'indagine è stata violata la legge, nel mirino il pubblico ministero. A proposito di vicende giudiziarie, non c'è violenza se la violenza dura 20 secondi. Lui assolto, io vittima 2 volte, dice, e lo racconta al quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino la hostess Barbara D'Astolto, ex assistente di volo che ha denunciato un sindacalista nel 2018 dopo il colloquio per un'avvertenza di lavoro all'aeroporto di Malpensa. Si è toccato il fondo, darò battaglia in Cassazione alla Corte Europea, trattata da mitomane ho perso il lavoro. Tante donne mi scrivono storie dolorose di abusi. Per i giudici non aveva una stazza tale il soggetto da incutere timore, come se fosse un indice di pericolosità la stazza dell'aggressore. Sono amareggiata, non posso certo dire che chi denuncia trovi giustizia dalla sua parte. Se dura 20 secondi non c'è violenza, secondo il Giorno si riassume così il ragionamento dei giudici che hanno assolto il presunto violentatore. Sempre sul quotidiano Il Giorno, Nazione Resto del Carlino, in questo caso Il Giorno in dorso milanese, c'è un approfondimento, un'inchiesta di Andrea Gianni sul caporalato in quel di Milano e Lombardia. Il sistema nell'ombra, passaggi di documenti per operai fantasma, c'è chi lavora 380 ore, giro di vite della cassa edile di Milano. Ogni mese 20 anomalie anagrafiche, stessi nomi per più contratti, identità fittizie, perché solo così possiamo lavorare, dicono gli sfruttati. Sul quotidiano Ligure, invece, il Secolo XIX, c'è da segnalare un articolo che mette in luce un'altra gabola, un'altra grana per l'ex presidente, il giornalista Totti. Un'altra tangente da 90.000 euro, la pena di Totti adesso può aumentare. Si va verso il patteggiamento con confisca anche per un'altra corruzione. Sul patteggiamento di Giovanni Toti piomba un'incognita, quella di un'altra tangente, che potrebbe fargli aumentare la pena, con possibile confisca di ulteriori 90.000 euro. Poi, detto per inciso, c'è da dire che qui girano decine di migliaia, centinaia di migliaia di euro, come se fosse niente. Adesso, innocenza o colpevolezza a parte, ma c'è troppa grana pubblica che gira, perché sono soldi nostri che questi qui usano, bene o male che sia, un po' troppi. In ogni caso, la vicenda riguarda i sospetti pagamenti in cambio di favori ricevuti dall'imprenditore portuale Luigi Alberto Amico, numero 1 di Amico Company, azienda leader nella riparazione di yacht. Il legale di Toti dice: sapevamo di questo filone di inchiesta, l'azienda per ora non commenta. Andiamo sul Tempo di Roma, dove Rita Cavallaro si occupa anch'ella, come sta facendo da settimane, della vicenda degli spioni Striano Laudati e la direzione antimafia. Ecco il piano di Striano e compagnia per sfuggire all'arresto. Le manovre del finanziere con i giornalisti indagati. Secondo il pubblico ministero agivano su mandato del Fatto Quotidiano e del quotidiano Il Domani. La memoria difensiva scritta coi cronisti amici e spuntano anche le visure camerali per attaccare il ministro Crosetto.
Secondo i pubblici ministeri, le visure camerali alle società di Crosetto le ha fatte la Innolva SPA per conto del Fatto Quotidiano, poi sono finite nel computer dello spione Pasquale Steriano, accusato di aver spionato e di aver passato informazioni ai giornalisti. Anche Antonio Laudati, ex magistrato, che era responsabile delle segnalazioni, è finito nella vicenda. Per quanto concerne Vannacci, sul Tempo di Roma Tommaso Manni la racconta così: non è un partito, ma in futuro non so, sono le parole del generale, parte la guerra dei colonnelli, dopo il generale all'hotel Salus Terme di Viterbo il generale dice ai sostenitori: oggi sono della Lega, domani si vedrà. Ed è già scontro fra le tre associazioni nate intorno all'eurodeputato. E con questo lasciamo il Tempo di Roma, andiamo a vedere anche i settimanali. Il Venerdì di Repubblica presenta un interessante articolo, tra le altre cose, di Daniele Raineri sulla questione dello Stato islamico. Ne avete più sentito parlare di ISIS, Daesh, Stato islamico? Da anni, ogni giovedì notte, l'ISIS mette in rete il suo bollettino. Editoriali, foto, grafici raccontano i successi di una guerra santa, di un jihad, solo apparentemente in crisi, e indicano anche i loro prossimi obiettivi, scrive il Venerdì di Repubblica. Lo Stato islamico celebra di continuo un numero di operazioni lanciate in giro per il mondo e sostiene che gli attacchi nell'ultimo anno islamico sarebbero stati più di 1200, il numero di soldati nemici uccisi o feriti quasi 6000, con l'indicazione pure delle prossime mete, dei prossimi obiettivi. Siamo arrivati alle 8:26, tra poco Pierluigi Magnaschi, le previsioni del tempo e poi la conversazione del venerdì con il professor Fabrizio Pezzani, che partirà dall'Europa, dalla nomina di Fitto vicepresidente, cosa significa, quanto peso ha, insomma riprenderemo anche un po' degli argomenti che abbiamo letto prima nell'intervista sul sussidiario.net al professor Giulio Sapelli. Ma sul Venerdì di Repubblica vi segnalo un altro articolo, un reportage sulla diga. La diga per chi? Dovrebbe nascere sul torrente Vanoi, sul confine tutto leghista tra il Trentino e il Veneto. Il governatore Fugatti non la vuole. Zaia fa melina, cittadini e sindaci di qua e di là dal ponte che unisce le due regioni sono uniti anche nel dire no a un altro Vajont, la diga del Vanoi. Sul Venerdì di Repubblica, dal quale vi segnalo anche, già che ci siamo, sfondiamo un attimo, ma c'è un bell'articolo da leggere. C'era un giudice a Palermo, si occupa della figura di Cesare Terranova, fu il primo a portare a processo i corleonesi, mentre al governo c'era chi diceva che la mafia non esiste. Fu ucciso il 25 settembre di 45 anni fa. A rinfrescare la memoria di quanti lo hanno dimenticato ci pensa adesso un film, racconta Lucio Luca per il Venerdì di Repubblica. Non si placa il terremoto che si è verificato dentro Azione, il partito di Carlo Calenda, che ha perso nel giro di una sola settimana il deputato Enrico Costa e subito dopo la deputata Mara Carfagna e la senatrice Maria Stella Gelmini, che furono entrambe ex ministri nel governo Berlusconi, e anche la senatrice Giusy Versace. In questo modo i senatori di Azione si riducono a due, e cioè Carlo Calenda e Marco Lombardo. Calenda accusa le transfughe di aver tradito a metà legislatura i loro elettori che le avevano elette in quanto nemiche di Meloni e che adesso invece sono, con il loro cambio di casacca, diventate sostanzialmente delle alleate. Le fuoriuscite ovviamente replicano duramente dicendo che non erano state elette per allearsi con Conte di Movimento 5 Stelle, Fratoianni dell'estrema sinistra e Bonelli dei Verdi. A questo punto c'è quasi la certezza che le tre che hanno abbandonato Calenda andranno in Noi Moderati, il partito centrista di Maurizio Lupi, che è destinato, si dice, a crescere ancora, anche perché è in attesa di ereditare il vecchio simbolo della DC.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Situazione in miglioramento sull'Italia dopo le piogge dei giorni scorsi, anche se il contesto si manterrà comunque dinamico. Nella prima parte della giornata residui fenomeni potranno ancora interessare il medio e alto versante adriatico, risultando localmente temporaleschi. Per il resto asciutto ovunque, seppur con presenza di molte nubi, specie al nord, dove i cieli potranno anche risultare del tutto coperti. Nel pomeriggio poi situazione sostanzialmente invariata. Temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dati c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Eccoci qua, allora come vi dicevo prima durante la rassegna stampa, come tutti i venerdì, io do il benvenuto e il buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia all'Università Bocconi e tanto altro, non sto a riassumere il suo curriculum, lo potete trovare facilmente anche in rete online. Professore, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, io ho sotto gli occhi un tuo interessantissimo articolo sul debito pubblico in relazione al cosiddetto patto di stabilità e crescita che contiene le regole della finanza pubblica determinate a livello europeo, no? Tu hai scritto questo articolo dando anche qualche suggerimento al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ti vorrei chiedere di usare il minimo del tempo possibile per riassumere questo bellissimo articolo, molto interessante, e quali sono i consigli che tu daresti o dai al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Io mi permetto di fare una notazione che tu nell'articolo metti in luce una questione che mi pare possa essere una questione chiave anche per quanto concerne le ultime polemiche o polemicuzze di giornata su un fatto tragico come l'alluvione in Emilia-Romagna, no? Il governo centrale rimprovera la regione rimprovera il governo centrale e i livelli di governo fanno confusione tutti e due, secondo me, agli occhi del cittadino. Più o meno è quello che tu attribuisci come responsabilità, la responsabilità della confusione, tu la attribuisci a livello non solo comunicativo ma anche istituzionale al patto di stabilità pensato nel 1997 in Europa e poi vagamente modificato. Però tu sottolinei come questo modello che ha generato il patto di stabilità e di crescita cosiddetto, che tu ribattezzi di instabilità e di decrescita per essere precisi, e tutto questo si fonda su un modello che vede quasi programmaticamente, no? È quasi come se fosse voluto aumentare il distacco tra amministrazioni centrali e quelle periferiche, con il che si manda in cortocircuito l'intero sistema, perché le amministrazioni centrali sono sempre più lontane dalla realtà e le amministrazioni periferiche sempre più alle prese con quello che tu chiami un sudoku giuridico amministrativo di interpretazione delle norme e di burocrazia. Il patto di stabilità, tu dici, genera questo. Diciamo allora forse un po' provocatoriamente che lo ha generato molto bene, perché tutti i suoi effetti li vediamo tutti i giorni, compresa l'alluvione in Emilia-Romagna, mi viene da dire. O sbaglio, professore? Ho sbagliato a interpretarla così? È esattamente così. Se fosse stato un patto di stabilità come era stato pensato, cioè quando viene fatto nel 97, poi noi abbiamo l'entrata nell'euro nel 99-2000, era funzionale a contenere il debito, quindi si chiamava appunto patto di stabilità e crescita, cioè nel senso che l'obiettivo
del patto era quello di tenere sotto controllo le spese e favorire la crescita del PIL. Quindi è importante a livello comunque di qualsiasi paese è che il PIL cresca percentualmente di più di quanto non cresca la spesa, insomma, altrimenti abbiamo un accumulo di spesa e non abbiamo le risorse economiche per pagare quelli che sono gli interessi. Noi oggi ricordo a tutti che paghiamo all'anno 100 miliardi di interessi passivi sul debito. E il patto di stabilità, che prevedeva alcuni vincoli precisi, cioè il 60% del debito sul PIL, il 3% del deficit sul PIL, e questi vincoli non sono mai cambiati, per cui si continua a dire è stato rivisto il patto, è stato rivisto, non è rivisto nulla, perché noi siamo sempre qua a lottare sul 60% del debito sul PIL, noi ormai siamo verso il 140, insomma, e il deficit sul PIL che deve essere il 3, noi siamo al 4,5, eccetera, 5. Quindi il problema del patto di stabilità è che non ha mai tenuto conto di questa essenzialità del paese, che è un paese federale, e quindi ha di fatto consentito che si creasse un regime normativo da parte delle amministrazioni centrali, le quali finiscono per normare, per dare delle norme molto spesso confuse, molto spesso contraddittorie alle amministrazioni periferiche, e quindi questo ha creato un progressivo distacco tra amministrazioni centrali e amministrazioni periferiche, con il risultato che il debito complessivo è aumentato e il debito delle amministrazioni centrali anche questo è aumentato. Quindi il problema del patto di stabilità, io lo chiamo patto di instabilità e decrescita, no? Perché la realtà poi è questa, insomma, al di là di tutte le definizioni che possiamo dargli. La normazione da parte delle amministrazioni centrali, e questo è un problema importante, in genere su tutto, non solo sul patto, ma su qualsiasi attività istituzionale, che come può essere la sanità, che in questo momento mostra le deficienze generate da una politica troppo spesso arida e troppo spesso incapace di capire i problemi. E la normazione viene fatta nelle amministrazioni centrali da soggetti che non hanno mai lavorato nelle istituzioni delle quali loro pensano di dover procedere alla normazione. Mi è capitato più di una volta a situazioni in cui non si capiva l'applicazione della norma, come dovesse essere applicata quella norma, no? E di fronte alla impossibilità di riuscire a dare una spiegazione su come dovesse essere interpretato, chi dovesse all'interno di quella norma fare quel compito indicato dalla norma stessa, e alla fine ci siamo rivolti qualche volta allo stesso soggetto che aveva fatto la norma, con la risposta, con il fatto di sentirsi dire mi dispiace, non lo so neanche io. Allora questi sono fatti che posso raccontare, di fatti personali che mi sono accaduti, insomma, no? Quindi c'è gente che fa delle norme senza sapere la realtà che va a normare, e il caso più eclatante per certi aspetti, perché tocca la vita delle persone, è quello della sanità. Ora sì. La sanità è in una situazione drammatica e siamo qui con gente come Draghi che si dimentica la Costituzione italiana, cioè non puoi dire privatizziamo la sanità, privatizziamo la scuola, privatizziamo queste cose. La Costituzione italiana dichiara che è fatto obbligo, cioè ogni cittadino ha diritto all'istruzione, alla sanità, al lavoro. Allora, è chiaro che la sanità pubblica è stata una grande conquista da parte dello Stato, perché ha consentito a tutti di poter accedere alle cure richieste. Poi però
da una parte l'avidità delle persone e l'avidità dei politici, che hanno cominciato a mettere dentro il fratello, l'amico, il cognato, la cognata, il figlio, la figlia, e soprattutto poi a dare concessioni per quanto riguarda appalti, abbiamo degli ospedali che non funzionano, abbiamo degli ospedali che sono stati costruiti e sono ancora lì da fare funzionare, abbiamo speso l'ira di in gran parte, tra virgolette, non utilmente. E accanto all'occasione dei politici di fare dei piaceri per avere dei voti, c'è poi stata l'interesse dei singoli soggetti, il primario che mette a posto il figlio, la nuora, il fratello, la sorella, la zia, lo zio, eccetera, insomma, no? Questa è stata un'invasività bestiale. L'aspetto che ha fra virgolette contribuito a mandare in rovina la sanità è stato il processo cosiddetto di aziendalizzazione. Io vengo da Bocconi e una qualche colpa, devo dire, ce l'abbiamo, perché l'aziendalizzazione è stata fortemente cavalcata sul tema di trasformare le aziende pubbliche ospedaliere in aziende con strutture manageriali private. Insomma, facevamo le fotografie in cui il primario veniva vestito a metà con il camice bianco e metà con la giacca da manager e la valigetta, insomma, no? Ma il problema qual è stato? Che al di là della buona intenzione di introdurre dei sistemi di controllo, di gestione all'interno della sanità, ci si è scontrati con una burocrazia che è invasiva ed è incapace di interpretare le norme come devono essere. Questo ha creato una pazzesca confusione. Mia figlia, che è infettivologa, mi diceva che i medici per fare le guardie notturne sono obbligati da contratto a fare le guardie notturne, prendono 8,30 € all'ora per fare la guardia notturna e hanno aumentato di €1, 9,30 €. Se andiamo a vedere per esempio questa forma di privatizzazione strisciante, cioè le spese per consulenze, per medici esterni, eccetera, è aumentato del 67%, mentre le spese per il personale addetto in organico sono aumentate del 7%. Quindi abbiamo un processo strisciante di privatizzazione che mette le persone che devono fare una visita in lista d'attesa a 10 mesi, un anno, quando magari la necessità è di farlo a sveglia, quindi cosa fai? Vai verso il privato. Quindi, certo, diciamo, il patto di stabilità non ha contribuito per nulla. Da altre parti, per esempio, io avevo suggerito anche questo, no? Cioè tu fai un patto di stabilità regionale, no? E il patto di stabilità regionale puoi fare in modo che i comuni si mettano d'accordo. Se io ho un'eccedenza di cassa, la giro a te che tu sei in deficit di cassa, poi me la rimborserai un'altra volta. Quindi uno scambio tra le istituzioni della regione nello scambio di favori, come se si operasse giustamente come si opera in un'azienda, cioè tu metti assieme i processi produttivi, mentre qui il ragionamento è sempre a canne d'oca. E cioè, ecco, professore, da lettore, no, intervengo a questo punto del tuo ragionamento. Tu fai un ragionamento, io lo riassumo un po' sinteticamente così, poi completalo tu e dimmi se ho sbagliato di troppo. Tu dici sostanzialmente queste regole che fanno parte della disciplina europea, il patto di stabilità, no, la finanza pubblica, sono state pensate per evitare l'esplosione del debito, per controllare la spesa, per essere virtuosi, come dicono quelli che le sostengono, no? Quindi controllo della spesa. Il problema è che queste regole sono determinate a prescindere dalle differenze, no? Quindi vengono fatte regole uguali per tutti già in sede europea. Quando poi queste arrivano in un paese come l'Italia, che al suo interno ha a sua volta tante differenze ulteriori, è già chiaro che il primo livello, quello europeo, funziona poco e male, perché non puoi fare regole uguali per tutti quando c'è una comunità di diversi.
All'interno della singola comunità, quella italiana, c'è una diversità ulteriore, per cui è un secondo livello di malfunzionamento, perché non puoi pensare che regole già deficitarie in primo livello europeo possano funzionare a livello italiano, quando l'Italia è già a sua volta fatta di tante diversità. Quindi quella finalità, tra virgolette, nobile di controllo della spesa fallisce completamente. Tu dici sarebbe un altro il sistema per controllare veramente la spesa, no? Per evitare che ci sia solo spesa corrente, per fare spesa buona e positiva e per evitare il debito. Il controllo della spesa si fa in un altro modo. Qui scattano i suggerimenti che tu dai al ministro Giorgetti. Vogliamo riassumerli in un minuto sostanzialmente, Allora, giusto per capirci? Rapidamente, il problema di contenere la spesa, allora innanzitutto c'è da dire che l'aumento della spesa è stato prevalentemente per spesa corrente e non per spesa per investimenti. La spesa corrente è funzionale a raccogliere consenso, quindi io do posti, do appalti, eccetera. Quindi la spesa corrente è una spesa che è cresciuta enormemente, soprattutto per comprare il consenso. Quindi che cosa succede? Che quando si fa la finanziaria vengono divisi le risorse per il Ministero. All'interno del Ministero poi ognuno, il Ministro e quindi con lui, spacchettano, per così dire, l'ammontare. Che cosa succede? E questo lo dico perché io l'ho visto personalmente, l'ho gestito in parte anch'io. Che cosa succede? Che all'interno del pacchetto spacchettato, scusate l'espressione, del pacchetto, vengono a formarsi tanti rivoli, no? Tante piccole spese inferiori a 50.000 euro, che sono per l'amico che ha un'attività di animazione, per un altro che è un circolo sportivo, il circolo culturale, e sono infinite queste voci, insomma, no? E qual è il problema? Il problema è che sono tutte legate alla raccolta del consenso. Ti faccia avere i fondi per il circolo, per la società sportiva, eccetera. Che cosa succede? Che alla fine tu devi gestire, dare i soldi, ci sono procedure, la spesa pubblica ha delle procedure burocratiche estremamente complesse e valgono sia che tu spenda €1 sia che tu ne spenda 10.000, d'accordo? Per cui cosa succede? Io ho detto, ha scritto al ministro, tu tutte le spese, tutti gli impegni di spesa che sono inferiori a 100.000 euro, li cancelli con un tratto di penna. Via, questi qua non ne prendo in considerazione neanche uno. E quindi mi rimane sostanzialmente il 30% del numero degli impegni di spesa presi. E questo mi consente di controllarli, perché se io devo controllarne 10.000 e devo controllare tutto uno per uno, io perdo delle ore uomo, dei giorni uomo, che diventano inefficienza, si traducono in costi senza avere dei benefici. Se invece io riduco questi impegni di spesa da 1.000 a 150, evidentemente io posso controllare meglio questi e insegno all'appetito dei politici che a un certo punto il pasto è finito, insomma, non c'è più da mangiare. E questa è certamente una soluzione importante. L'altro aspetto è quello che dicevi tu, e cioè il paese. Io l'ho cominciato a scrivere, avendolo vissuto personalmente queste cose, insomma, no? Nel 2008 avevo scritto il patto di lucidità, dove la copertina rappresenta un'Italia che guarda da una parte e una che guarda dall'altra. E il federalismo è connaturato a questo paese, perché tu non puoi gestire, come hai detto tu, delle norme, tra virgolette, sì, per tutte le regioni, quando le regioni sono profondamente diverse. Per cui io mi meraviglio molto di questa posizione che sta assumendo l'opposizione, no? o quant'altro, contro il modello del federalismo fiscale, insomma, no? Questo qua è una vita che si rincorre questa forma di federalismo. Il problema è che questo paese è federale, va preso atto che è federale,
se vogliamo contribuire allo sviluppo dovremmo fare un modello di federalismo che sia in un qualche modo coerente con il sistema e che non penalizzi il Sud. E quindi mi meraviglia molto, per esempio, che anche una regione come l'Emilia abbia espressamente detto di essere contraria a questa forma di federalismo. Insomma, ecco, scusami se apro una parentesi, l'Emilia è anche la tua regione, no? Emilia Romagna. Vorrei chiederti un'opinione su questa che era il governo regione in merito anche appunto, lo citavo prima, agli ultimi fatti dell'alluvione. Cioè, colpa della regione che non ha speso i soldi, colpa del governo che ce li ha tolti. Tu cosa ne pensi? Penso che questo è il risultato del patto di stabilità. Cioè, ecco. Il problema vero qual è? Il problema di fondo vero è che tu hai un meccanismo di spesa che non è mai legato a una responsabilità diretta. Allora, vengono fuori, no, è colpa della regione, no, è colpa del ministero. Il problema vero è che in questa confusione contabile non c'è mai una corretta responsabilità. Quindi chi sbaglia paga, ma se tu non individui chi sbaglia, chi paga? Paghiamo noi, ovviamente, sempre, quello è fuori di dubbio. Noi. Quindi, come in azienda, quando fai il controllo di gestione, ogni costo in azienda deve avere un padre, perché in questo modo tu puoi ridurre i costi, ma se rimani nell'incertezza e nell'incapacità di definire io ti ho dato questi soldi, stop, non li hai usati, se non c'è questa certezza saltano fuori le 1000 controversie. È colpa delle regioni? No, è colpa dei ministeri. I ministeri dicono è colpa delle regioni, quindi non ce ne viene mai fuori. Allora bisogna porsi il problema di dire noi non possiamo, una famiglia che a un certo punto si indebita e dice come mai si indebita? È colpa del papà? No, è colpa della mamma, no, è colpa dei figli. No, la colpa va individuata. Non siamo un paese dove le responsabilità non sono mai legate ai fatti. Ponte Morandi, la colpa di chi è? È dello Stato, è dell'azienda Veneto, di chi sono le colpe? Noi siamo in un paese che è noi. Professore, ti interrompo solo perché abbiamo 8 minuti scarsi e da questo livello di ragionamento io passerei ad un altro tema che è collegato a questo, no? Perché abbiamo parlato delle regole europee, degli assetti europei, si è appena insediata la commissione von der Leyen bis, la seconda commissione von der Leyen, no? Questa mattina in rassegna stampa abbiamo citato un articolo, un'intervista sul sussidiario.net al professor Giulio Sapelli, che mi sembra che ragioni esattamente come fuori onda ragionavamo sinteticamente ieri io e te preparando la conversazione di oggi. Perché Sapelli dice alcune cose, io ti lascio poi subito la parola su questi punti perché ho visto rispecchiati i tuoi ragionamenti e credo siano utili anche da conoscere per chi ci sta seguendo. Primo, l'Italia è isolata, fitto o non fitto vicepresidente. E la nuova Commissione europea vede la crisi di Francia e Germania. Macron non conta più niente, la Germania pensa soltanto a come evitare il disastro dell'industria automobilistica a causa della transizione green. Quindi ha un obiettivo di breve raggio e del tutto interno, autonomo. Francia e Germania contano molto meno. Chi conta sempre di più? Assurdamente, incredibilmente, la Gran Bretagna che è fuori dall'Unione Europea, tramite il controllo che di fatto ha degli stati baltici che sono super rappresentati nella nuova Commissione europea. C'è l'Estone Kallas come alto rappresentante della politica estera e di sicurezza e poi è stato creato un nuovo dicastero, una nuova commissario alla difesa e allo spazio, che è stato affidato a un lituano, Kubilius. E questo rappresenta, dice il professor Sapelli, un fatto molto preoccupante, perché vuol dire che le risorse dell'Alleanza Atlantica, della NATO, di cui sostanzialmente l'Europa è un vassallo, andranno più sul fronte orientale che non su quello meridionale mediterraneo. Si è già deciso, insomma, si è già paradossalmente rafforzato il ruolo del Regno Unito, proprio adesso che non è più parte dell'Unione Europea. Il Regno Unito controlla i paesi baltici e il nemico comune di costoro è la Russia e in definitiva anche la Cina, no? Le intenzioni del premier laburista Starmer sono quelle di fare guerra alla Russia per fare guerra alla Cina e non a caso proprio ieri il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che invita gli Stati membri, non è un invito vincolante, gli Stati membri dovranno decidere, però il Parlamento europeo ha già deciso invitando gli Stati membri
a revocare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali all'Ucraina contro obiettivi in territorio russo. Cioè il Parlamento europeo dice agli Stati: fate in modo di consentire che le vostre armi vengano usate dall'Ucraina per colpire in territorio russo. Al che la Russia ha replicato: qua stiamo andando verso la guerra mondiale con l'uso di armi nucleari, tattiche o non tattiche che siano. A me non mi pare che questa roba qui, chiamiamola roba per essere eleganti, l'Europa possa condurre a un futuro di progresso e di pace, o no? Assolutamente sì, cioè qui siamo in presenza di una situazione di persone irresponsabili e stupide come dice il Cipolla nella sua teoria generale della stupidità, in cui dice lo stupido è la persona più pericolosa al mondo perché fa il danno suo e il danno degli altri, no? Mentre il bandito tutto sommato ha una sua razionalità, il bandito, ma lo stupido è imprevedibile, non sai mai quello che faccia, insomma, no? Questa commissione è una commissione manipolata e ha trovato nella Ursula von der Leyen, io ho scritto più volte che è una nomina antistorica, la Ursula von der Leyen è un soggetto manovrato dagli Stati Uniti e dall'Unione Britannica, dal United Kingdom, no? Che cosa è successo? Che la Ursula von der Leyen, che è una donna di potere e che gestisce il potere sostanzialmente, lei è andata su grazie all'appoggio di Macron e di Scholz ed è andata su sulla spinta di questi due che contemporaneamente sono caduti in disgrazia, perché Macron è uno stupido, perché alla fine è andata a fare delle elezioni per poter eliminare la Le Pen, mettendo assieme un miscuglio di galli nel pollaio per cui non riescono a trovare chi governa. E il paradosso qual è? Che per governare deve avere l'aiuto esterno della Le Pen, che è una follia, ma questa è la verità, insomma, no? E Scholz è stato dimezzato dagli esiti delle elezioni nei due Länder, e ricordo a tutti che domenica ci sono le elezioni in Germania di altri due Länder e se per caso Scholz perde è costretto a dimettersi, quindi non c'è solo l'industria automobilistica, c'è una crisi energetica pesante, eccetera. Che cosa è successo? Che la von der Leyen, che è diciamo di fatto una funzionaria del Pentagono, lei va a prendere gli ordini e li applica. Che cosa si è trovata? Nella situazione di dover gestire a suo favore un equilibrio in cui la destra, verso cui ci sta spostando parte dell'elettorato, quindi come abbiamo visto in Germania, come abbiamo visto la Le Pen in Francia e come stiamo vedendo in Ungheria, insomma, no? Mentre contemporaneamente la sinistra, che l'ha portata a fare la Presidente della Commissione europea, si sta indebolendo fortemente. In questa situazione di debolezza destra-sinistra lei ha gestito la nomina della Commissione per farla a sua immagine e somiglianza. Per cui che cosa ha inserito? Ha inserito delle figure, tra virgolette, anonime, cioè uno dell'Estonia, uno della Lettonia, della Lituania e uno della Finlandia. Tutti messi assieme questi paesi faranno 8 milioni di abitanti, no? Però non contano molto dal punto di vista della popolazione, ma contano perché hanno un voto e soprattutto sono governati dalla von der Leyen. Beh, diciamo che contano anche come assetto, come visione geopolitica, no? Come sottolineava il professor Sapelli. Contano in quanto indicano una linea di politica. La linea di politica è stata chiaramente dettata dalla von der Leyen, che ha detto che l'Europa ha una posizione fortemente filoatlantica. Questa è una posizione di debolezza, perché in questo momento gli Stati Uniti, come ho scritto e dico da tempo, sono in una fase di decrescita, sono in una posizione di depressione sostanzialmente, no? Ecco, professore, noi dobbiamo salutarci adesso, abbiamo proprio un minuto per tirare le somme, no? Poi riprenderemo questo discorso, però mi sembra evidente che l'osservazione che facevamo prima è stata rispecchiata anche dal voto del Parlamento europeo in tema di guerra. Non è casuale, Giulio, che appena fatta la commissione, non è assolutamente casuale che questa qua abbia indetto la riunione del Parlamento per fare il voto sui missili alla Russia. Cioè, se tu metti in fila le cose sono tutte quelle. E la risposta
di Putin qual è stata? È stata che hanno fatto un accordo, questo nei giornali non l'hanno ancora detto, è stato ieri o ieri l'altro, hanno fatto un accordo la Russia con l'Iran di partenariato bellico. Con l'Iran. Se uno dei due paesi viene attaccato, l'altro lo aiuta. E qui viene fuori tutto il casino del Medio Oriente, insomma, no? Per cui è chiaro che siamo in una fase, e vorrei chiudere con questa osservazione, che ti ho fatto anche ieri, e cioè che la storia per molto tempo sembra che stia ferma, no? Sembra che non si verifichi mai nulla di particolare, ma a un certo punto succede che gli eventi si accavallano uno dietro l'altro, e noi, se guardiamo quello che è successo nell'ultimo mese, non dico nell'ultimo anno, nell'ultimo mese, se guardiamo quello che è successo nell'ultimo mese, abbiamo una dinamica dei fatti che uno si mangia l'altro, e questo sta evidentemente dimostrando che stiamo correndo verso un punto, come dire, di non ritorno, un punto di domanda, e quelli che ci governano non hanno minimamente l'idea del senso della storia e del pericolo che stiamo correndo. Allora, io per il momento ti ringrazio, professore. Irresponsabili, stupidi. Ma questa linea di ragionamento la riprendiamo la prossima settimana. Ti ringrazio intanto, professore, grazie a Fabrizio Pezzani. Buona fine settimana comunque, professore, grazie. Buona settimana a tutti, in bocca al lupo. Sì, ma ci vuole proprio una bella bocca e un gran bel lupo, perché qua andiamo a finire male con questa linea qua di ragionamenti e di opere. Sì, Comunque, sono dei pericolosi stupidi. Grazie, professore. Ok, ciao, grazie a te e a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Qui Parlamento. Abbiamo ascoltato prima Il sogno di Ildebrando Pizzetti, al pianoforte Giancarlo Simonacci, per un motivo molto semplice, perché il calendario oggi ci porta alla nascita, il 20 settembre del 1880, a Parma, del compositore, musicologo, critico musicale Ildebrando Pizzetti,
che gli amanti della storia della musica conoscono senza alcun dubbio e che una radio molto snob come la nostra si permette di offrire al colto e all'inclita. Intanto il cui Parlamento Senato di quest'oggi, in compagnia di Massimo Garavaglia, senatore leghista, presidente della Commissione Finanze e Tesoro, componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovrebbe essere già in collegamento con noi, che saluto con piacere. Buongiorno senatore Garavaglia, grazie. Buongiorno, grazie a voi, eccoci. Allora, parliamo oggi di Omnibus, che non è il carrozzone a cavalli di ottocentesca memoria antenato del tram e nemmeno il treno che fa tutte le fermate, ma è un decreto che dovrebbe prendere forma la prossima settimana, o meglio, ha già preso forma, dovrebbe completarsi l'esame, se non sbaglio, la prossima settimana, e che contiene, come dice il nome, tanti provvedimenti diversi. Prima però, se lei permette, Presidente Garavaglia, io le vorrei chiedere, visto che poco fa abbiamo parlato col professor Fabrizio Pezzani, professore emerito della Università Bocconi, esperto di questioni federali, di autonomie e anche di controllo della spesa, per la quale si è occupato tanti anni fa per il Comune di Milano e altri enti locali, e io le chiedo qual è la sua interpretazione. Lei è stato assessore in Regione Lombardia per tanti anni, qual è la sua opinione, ma proprio tecnica, al di là delle parti politiche, sulla questione alluvione in Emilia-Romagna, colpa del governo, colpa della regione, cioè colpa dei diversi livelli di autonomia. Tu hai speso male i soldi, ma tu non me li hai dati. Siamo sempre lì, no? Poi parliamo di autonomia differenziata, di federalismo, però non usciamo da queste robe qua, da queste polemiche, nelle quali poi alla fine il cittadino non si orienta più e non riesce a capire se è veramente colpa del governo o se è veramente colpa della regione. Lei che ne pensa? Allora, uno, è comunque spiacevole fare polemiche proprio in questo momento qua, magari io avrei aspettato qualche giorno a fare polemica, però sì, è una sensibilità mia personale. Due, nel merito è un dato di fatto che ci sono regioni che si sono attrezzate per tempo, vedi il Veneto, vedi la Lombardia, e altre che invece, diciamo così, non hanno ancora fatto appieno il proprio dovere. È un dato di fatto oggettivo, questo c'è poco da fare. Dopodiché il tema è da un lato di carattere costituzionale, di regole, quella è competenza regionale, punto. Non è un problema di risorse, perché le risorse sono ingenti su questa linea, sulla linea di sesto idrogeologico ci sono da tanti anni tante risorse, non solo europee ma anche nazionali, con il Fondo Sviluppo e Coesione, che chiaramente ha più risorse al centro-sud, in particolare al sud. Del resto noi abbiamo il 30% degli acquedotti che perdono acqua, quindi abbiamo un problema enorme sotto quell'aspetto, quello per le reti, e poi anche di tenuta del territorio, in particolare in varie zone, ma ormai sono note e mappate da tanti anni. Quindi gli interventi sono sulla carta già tutti pronti, però vanno fatti. L'ultima considerazione di carattere politico-territoriale. Non è facile fare questi interventi. Io mi ricordo quando ero assessore con il Bommaroni, abbiamo dovuto litigare con mezzo mondo per fare le vasche di laminazione sul Seveso. Sì. Ebbene, se Milano non si allaga, o meglio si allaga meno perché mancano ancora dei lavori, è proprio perché abbiamo fatto questi lavori, litigando con mezzo mondo anche della tua parte politica. Ecco, certamente a me sembra, da cittadino sprovveduto quale sono, che una definizione chiara dei livelli di governo, con responsabilità, con risorse, con fondi, con chiarezza per il cittadino sarebbe solo cosa buona. In generale, assolutamente, no? D'accordo. Chi sbaglia paga, dovrebbe essere così. Nel caos non si capisce niente. Appunto. E veniamo al nostro argomento strettamente, quello di cui si sta occupando la sua commissione, ma anche la commissione bilancio del Senato, se non vado errato, no? In questo fine settimana pure, perché se non ho capito male, lunedì verranno poi esaminati gli emendamenti al decreto Omnibus di cui stiamo parlando, dopo che il governo avrà formulato i suoi pareri e vagliato l'ammissibilità dei vari emendamenti. Omnibus, lo dice la parola stessa, contiene tanti provvedimenti, uno dei quali l'abbiamo citato in rassegna stampa stamattina. Sulla prima pagina del 24 Ore c'è questa notizia che il governo sarebbe intenzionato ad anticipare nel decreto Omnibus, giusto appunto, il bonus famiglie a basso reddito con figli, 100 euro per Natale non tassati, giusto?
Esattamente. Questa era una delle misure che si attendeva, perché si sa che il governo ha questa particolare sensibilità. Diciamola tutta, le risorse sono limitate, ok, lo sappiamo tutti. È finito il periodo degli sforamenti miliardari, decine, centinaia di miliardi, cosa che non si è mai vista, e qualcuno ci aveva anche fatto la bocca, ma non funziona così. È finita l'emergenza, torniamo al mondo reale. Il mondo reale è semplice, devi fare una spesa, devi coprirla, appunto. Dopodiché ci sono dei margini, ma sono limitati e ragionevoli, e ci si può anche stare lavorando bene. C'è qualcuno che pensa ancora che sia il periodo in cui, come durante il Covid, si mettevano decine di miliardi di qua e di là. Decine di miliardi semplicemente non ci sono. A questo punto bisogna fare delle scelte oculate mettendo le priorità. Una delle priorità è appunto la famiglia, perché è un dato evidente che noi siamo messi male come natalità, e quindi è sacrosanto questo intervento. Con quante centinaia di emendamenti ci sono e quali sono quelli significativi, sui quali possiamo spendere due parole perché abbiamo pochi minuti, pochissimi, però insomma, Sì. giusto per far capire a chi ci ascolta quali sono i provvedimenti cardine, i punti cardine del Esatto, decreto. andiamo al sodo, giustamente. Allora, dei 700 emendamenti, che poi non sono neanche tanti per un decreto così composito, con tanti argomenti, alla fine ne restano vivi 500 e alla fine se ne lavoreranno veramente 150. Quindi non è niente di trascendentale, normale lavoro, normale attività che faremo da lunedì a mercoledì. Penso che mercoledì abbiamo chiuso in commissione. E che cosa c'è di particolarmente rilevante? A mio avviso l'emendamento più rilevante è quello che riguarda il fisco e il concordato preventivo, che abbiamo fatto condiviso con i gruppi di maggioranza, e questo secondo me è politicamente rilevante, perché fare un emendamento sottoscritto dai 3 gruppi dà l'idea proprio che c'è una maggioranza coesa, cosa che invece l'opposizione non sarebbe in grado di fare neanche alla buvette per decidere se prendere il caffè o il tè. Invece noi facciamo un emendamento condiviso, e che cosa prevede? La cosa più semplice del mondo: si va al concordato preventivo, l'abbiamo già spiegato che cos'è, un patto con il fisco da qui agli anni a venire. Però si riscava un piccolo cortocircuito, perché se noi andiamo a vedere la logica, il buonsenso, c'era il rischio paradossale che uno fa il patto con il fisco per gli anni a venire e un mese dopo ti arriva la cartella per gli anni indietro. Non sarebbe stato simpatico, e quindi si chiude un patto anche per gli anni precedenti. Sostanzialmente chi aderisce al concordato preventivo ha la possibilità di sanare posizioni pendenti nei 5 anni precedenti. Per cui il In questo PD modo parla di veramente condono. si tira la riga. Il PD dice condono che grida vendetta. Vabbè, sono proprio impostazioni filosofiche diverse. Secondo noi chi ha partita IVA e crea lavoro per sé e per gli altri va tutelato, ma nel senso buono, va aiutato a lavorare e a pensare a lavorare piuttosto che a fare scartoffie. Questo è un modo molto semplice per regolarizzare tutte le posizioni. Chiaramente costa, perché se uno ha un indice di affidabilità alta, cioè è già praticamente in regola, diciamo così, con i parametri dell'Agenzia delle Entrate, il costo è irrisorio. Se uno è molto lontano da quelli che sono i parametri dell'Agenzia delle Entrate, paga tanto. Quindi sì, condono, sanatoria, sì, ma si paga. Quindi è, a mio avviso, un modo molto semplice e efficace per tirare la riga e da lì in poi pensare giustamente a lavorare e creare PIL. E quindi abbiamo già detto 2 punti abbastanza importanti del decreto, no? I 100 euro e questo concordato preventivo con funzione retroattiva 18-23. C'è un altro punto che mi sembra mi sia caduto sotto gli occhi, riguarda un'altra materia non strettamente legata alla questione pecuniaria, le aggressioni ai medici con flagranza differita, no? Ne ha parlato il ministro Ciriani l'altro giorno, mi sembra, che è una questione che ne ha parlato anche il ministro della Salute, insomma, come negli stadi, così negli ospedali, il che la dice lunga sul livello
al quale siamo arrivati di tensione sociale, per così dire, anche di costumi e di mentalità. Però insomma questo è contenuto anche questo nel decreto Omnibus, Presidente. Sì, allora sì, questa è un'altra emergenza. Giustamente quando ci sono i decreti si va anche a tamponare quelle che sono le emergenze. Io farei una considerazione anche un po' più generale su questa, come su altre emergenze che vediamo sempre più ai telegiornali, e il rischio di emulazione è chiaramente molto elevato, quindi bisogna stare anche attenti a come e quanto si danno certe notizie. Vedi anche altri fatti tragici che non voglio citare per decenza. Questo è un problema, però sempre più complicato da gestire. Ebbene sì, l'arresto differito è sostanzialmente buonsenso, tanto ci sono le telecamere, quindi abbiamo visto chi sei, non capisco dove sta il problema. Poi ci sono tante disposizioni anche fiscali di dettaglio, per le quali però naturalmente non possiamo fare un esame complessivo, ma saranno poi valutate dalle categorie, dai soggetti interessati. A me sembra che quello che ha detto prima Presidente, sulla questione delle partite IVA sia già qualcosa di estremamente interessante. I dettagli li conosceremo in settimana prossima. Per il momento io ringrazio Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Buon lavoro allora anche questo fine settimana. Grazie, Senatore Garavaglia. Buon lavoro a voi, è sempre un piacere. Qui Parlamento. Noi torniamo adesso brevemente, prima di salutarci intorno alle 9.25, ascolteremo anche una versione per arpa del Sogno di Ildebrando Pizzetti, perché dopo la rassegna stampa, dopo quelli che dovrebbero essere i fatti, uno cosa fa? Sogna, no? Perché se i fatti sono questi qui è meglio sognare, con Ildebrando Pizzetti o senza, in questo caso con Ildebrando Pizzetti perché nasceva oggi, il 20 settembre del 1880, a Parma, ed è stato comunque un grande della musica italiana, per quanto sottovalutato, perché fascisteggiante, tutte queste belle robe qua, queste belle accuse ideologiche e via dicendo. Non ce ne frega nulla, ci interessa della musica, che male non era affatto, come avrete già apprezzato nella versione pianistica del Sogno e poi nella versione arpistica, con un interprete che adesso vi dico esattamente chi è, perché me lo sono già chiusa la pagina nella quale compariva Magdalena Hoffman all'arpa. Il Sogno di Pizzetti chiuderà la nostra stupenda, meravigliosa mattinata, ineguagliabile mattinata. Intanto però torniamo agli articoli di oggi. In prima pagina, a proposito di Stato centrale e poteri locali, in prima pagina sulla provincia di Como, il provveditore scolastico dice che le scuole chiuse sono inevitabili. A Como, in questo caso, penso che questa sia solo la prima puntata di un lavoro che purtroppo dovremo affrontare se non ci saranno inversioni di tendenza nella demografia o nei flussi migratori, che parzialmente hanno compensato in passato e ora non più. Cosa vuol dire? Che se non facciamo figli noi o gli immigrati, e se non arrivano gli immigrati medesimi, chiudiamo le scuole. Pur con le 8 scuole che chiuderemo e le razionalizzazioni, tra 2 anni un terzo delle aule sarà vuoto. Con queste riflessioni del provveditore Bonelli e del sindaco di Como Rapinese è stato tracciato ieri in commissione comunale il quadro del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche comasche. Questione comasca, ma non solo, perché la questione è anche più generale. Su Repubblica invece, pagina 15, Lirio Abbate si occupa del processo Open Arms, Salvini 6 anni di galera chiesti per lui e i magistrati di Palermo aggrediti sui social. I PM che hanno chiesto la condanna di Salvini hanno denunciato anche anomalie sui loro apparati tecnologici. Il meraviglioso mondo della magistratura. Tra l'altro, poi ne parleremo a proposito di una vicenda legata alla strage di Erba, dove c'è un giornalista che bacchetta gli altri, no? Quelli che fanno il fango, quelli che cercano i fatti, cercano secondo lui il fango. E poi, diciamo, alla presentazione del suo libro se ne va con il procuratore generale che doveva sostenere non l'accusa, perché il procuratore generale è tenuto anche a valutare gli elementi a discarico degli imputati nel processo di revisione per la strage di Erba che abbiamo seguito in Corte d'Appello a Brescia. Il procuratore generale se ne va a presentare il libro del giornalista, che è ferreamente convinto che tutti gli altri giornalisti che hanno dubbi sono seminatori di fango, propalatori di fango.
e un procuratore generale che sarebbe tenuto a valutare tutti gli elementi, si presta alla cosa. Poi criticano invece il procuratore Tarfusser perché ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco i suoi dubbi, non le sue certezze, i suoi dubbi. Mentre questi qui vivono di certezze e accusano di infangatori quelli che hanno dubbi. Questo significa coltivare l'arte del diritto, la scienza, il diritto, il giornalismo. Non avere dubbi, avere solo certezze e infangare, accusando di infangatori coloro che invece i dubbi ce li hanno e cercano di ragionare sui fatti. Questo funziona così. Intanto su Repubblica, nel fortino del Brandeburgo assediato dall'Onda Nera, il reportage, il racconto dell'inviata da Berlino Tonia Mastrobuoni, se vuole salvare il Partito Socialdemocratico, la SPD, Scholz stia alla larga da qui, non si faccia vedere in Brandeburgo perché sennò gli votano contro. Domenica si vota nel Land che circonda la capitale, Berlino. È una roccaforte socialdemocratica, ma l'ultradestra di AfD spera nel sorpasso sui socialisti, sui socialdemocratici. È bella la frase, se vuole salvare il suo partito, Scholz stia alla larga da qui. Forse è uno che deve cambiare mestiere, a occhio e croce, sia di cancelliere che di capo dell'SPD. Una giornata col candidato Reuter a fare campagna porta a porta tra gli elettori. Molto interessante il pezzo su Repubblica. Innervosito dalle critiche, l'aspirante deputato fatica perfino ad ascoltare i suoi interlocutori e uno che fatica ad ascoltare va a finire male solitamente dal punto di vista elettorale e politico. Ancora da Repubblica, pagina economica, via libera dell'Unione Europea su Mediolanum, i Berlusconi possono restare tra gli azionisti della banca Mediolanum. Fininvest ha il 30%, la famiglia Doris il 40%. Altri azionisti il 29% rotti. La condanna aveva fatto venir meno l'onorabilità di Silvio Berlusconi. Banca Italia e BCE avevano chiesto la cessione, ora la Corte Europea ribalta il verdetto. Una vittoria totale, ha commentato Marina Berlusconi, anche Mediaset è cresciuta nel semestre. Possono rimanere i Berlusconi nell'azionariato della banca di Mediolanum. Sempre su Repubblica, ma in cronaca di Bari, un'altra storiaccia raccontata mirabilmente dall'ottima cronista giudiziaria Chiara Spagnolo, l'inchiesta su clan e politica, ipotesi del commissariamento per le aziende municipalizzate di Bari. Va verso la conclusione il lavoro della commissione d'accesso prefettizia agli atti inviata dal ministro Piantedosi dopo gli arresti dell'inchiesta Codice Interno. Commissariamento per le aziende, municipalizzate è l'ipotesi dopo l'inchiesta su clan, mafiosi e politica a Bari, feudo PD. Mentre dalla cronaca milanese di Repubblica c'è la storia della signora Iris, 93 anni, che sta ancora dietro ai fornelli a Milano, giusto appunto, transitando da un ristorante all'altro. Il lavoro è l'elisir di lunga vita di Iris, che ha affrontato l'ultima fatica con l'apertura del terzo indirizzo di Osteria da Fortunata a Milano, stavolta in Navigli, in via Casale 4. 93 anni, cucina ancora. C'è un titolo invece sulla Stampa che ci riporta alla guerra in Europa. Putin spacca il PD, così la interpreta e la taglia la Stampa. Sulle armi a Kiev passa la linea Schlein. Il PD vota in buona parte no, ma alcuni sì e altri se ne sono andati o sono stati astenuti. Riformisti in rivolta, Pina Picierno che ha votato sì, facciamo la guerra, così ci isoliamo dalla linea dei socialisti europei. La Camera europea, il Parlamento europeo, approva l'uso dei missili, ma solo su obiettivi militari legittimi, ci mancherebbe pure. Larga maggioranza a Strasburgo, rabbia della Russia, così si rischia la guerra nucleare, sintetizza la Stampa. Rabbia dei magistrati sul disegno di legge sicurezza, ancora dalla Stampa di Torino, approvato dalla Camera, ora dovrà passare in Senato il disegno di legge sicurezza, che è il reato di occupazione stretta sulla cannabis light, carcere per chi blocca strade e ferrovie, body cam per forze di polizia in ordine pubblico, rinvio pena delle donne in gravidanza o con figli sotto l'anno che passa da obbligatorio a facoltativo, extracomunitari che dovranno mostrare permesso di soggiorno per comprare una SIM del telefono, aggravante se i reati sono commessi nelle stazioni o nelle metropolitane, via libera al tavolo per castrazione chimica per stupratori e pedofili, queste le principali misure. È un disegno di legge che mina i fondamenti dello Stato di diritto, lo dicono determinati magistrati. Vi segnalo sulla Stampa di Torino, invece in cronaca torinese, ma anche nel dorso nazionale,
Una bella intervista di Giulia Ricci a un nome storico dei diritti sociali e civili in Italia e della cultura torinese e non solo, Angelo Pezzana, che è ancora alla scrivania nella sua casa di Torino. Ha lavorato una vita nell'ambito della cultura, delle biblioteche, della letteratura, ma anche del movimento omosessuale. Fu il fondatore del leggendario Fuori, il fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano. Senza Marco Pannella sarei finito in Siberia. Entrò in libreria e mi insegnò la politica, ricorda Pezzana. Diede alla comunità omosessuale un luogo dove combattere. Marco Pannella. Angelo Pezzana, un'altra grande voce e nome della storia politica e culturale italiana, torinese e italiana. Dalla Stampa in cronaca locale, poco personale, troppe prescrizioni, stiamo parlando di sanità, le visite a tempo scaduto. I controlli differibili vanno garantiti entro 30 giorni, ma nelle ASL si supera ampiamente questo termine. Le visite a tempo scaduto. Non basta l'informatica, bisogna assumere personale, dicono i sindacati. Dalla Verità di oggi, invece, vi segnalo l'articolo di Carlo Cambi su Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e europarlamentare, nonché direttore di un mensile web che gli frutta 18.000 euro. L'ex sindaco di Pesaro, ora deputato a Strasburgo, dirige il mensile Governare il territorio. L'articolo di Carlo Cambi sulla Verità di oggi, che continua ad approfondire gli interessi anche economici dell'ex sindaco di Pesaro, presenza fissa in TV, e europarlamentare marchigiano Matteo Ricci. Vi segnalo anche sulla Verità, già che ci siamo, il come sempre bel pezzo di Marcello Veneziani su, in questo caso, il crepuscolo dei 5 Stelle, la setta grillina che finirà nei manuali di antropologia. Non s'era mai visto, scrive Veneziani, un partito che si autocancella per regole di disciplina interna, una casta che si autoannienta. Tutti i leader 5 Stelle sono tramontati, alla fine restano in due, uno contro l'altro, Grillo e Conte. Un suicidio politico per non commettere il peccato mortale del terzo mandato. I sociologi parlano di circolazione delle élite, qui invece le élite si sono liquidate da sé. Antonio Socci commenta, per chi fosse interessato, è un bel interessante articolo su Libero, in prima pagina 17, la svolta del Vaticano su Medjugorje, superate le resistenze della Curia, un atto epocale voluto proprio dal Papa Francesco, prima scettico, poi conquistato dalla Madonna. Con questo pronunciamento il Papa ha realizzato il sogno di Giovanni Paolo II, proteggere Medjugorje come speranza del mondo. E con questo lasciamo anche Libero. Vi segnalo invece sul 7 di oggi, quando importa avere un cognome e sposare gente col cognome giusto. Giulia Minoli, figlia di Matilde Bernabei, e ho già detto tutto, Ettore Bernabei fratello, direttore dell'Osservatore Romano, l'altro appunto Ettore, boiardo di Stato, direttore della RAI, e Giovanni Minoli. È figlia di Matilde Bernabei, di Giovanni Minoli, Giulia Minoli, ha sposato un altro marnifone di primo livello delle istituzioni pubbliche, Salvatore Anastasi, che è nominato dappertutto e da tutti, che vive nei ministeri, che è un topo, diciamo così, di romanità assoluta, ministeriale. E beh, vi poteva andare male a questi due? Assolutamente no. Se sei figlia di Matilde Bernabei e di Giovanni Minoli, la vita ti sorride. E il 7 del Corriere della Sera ti fa un ritrattone encomiastico che la metà basta, e col quale noi concludiamo la rassegna stampa. Adesso il sogno, l'arpa di Magdalena Hoffman e la composizione di Ildebrando Pizzetti. Gli diedero del fascista, ma noi ce lo ascoltiamo perché l'ideologia non ce ne frega nulla. Chi ci importa solo la musica, le note, e tutto il resto della programmazione ve lo ascoltate senza perdere neanche un minuto su Radio Libertà. Da qui in avanti fino a stasera state lì incollati e non fate altro, così siete a posto per tutta la giornata. Esatto. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. giusto? Troppo giusto. Esatto. Shock. Avete ascoltato la rassegna stampa.
first reaction, shock.